Grazie Andrea della linea, sono sempre a Recoaro 1000, sempre qui sulle Prealpi Vicentine. Ci siamo tolti però questa volta gli sci da fondo perché Paolo Storti mi vuole portare a conoscere due amici, vero? Sì, Marta e Cristian, che sono i proprietari dell'agriturismo. Sono due persone magnifiche che hanno scelto di vivere la montagna a 360 gradi. E Cristian? E Cristian, eccolo qua. Eccolo qua, Cristian, un piacere. Ciao, Cristian. piacere Laura. Sono Paolo. Allora, ti disturbiamo, sei al lavoro? No, non ti preoccupare. Allora, allora, intanto come si chiama la tua malga? Sarita. Malga Serita. Allora, io vedo che qui dietro hai anche le mucche. Quante sono? Una decina. Una decina di grandi. mucche. Allora, so che non sei da solo, mi diceva prima Paolo che non sei da solo, però qui Cristian. Ho i bambini, Gabriele, Elena. Gabriele, Elena e mio suo. Marta. Sì. Allora, eccole qua, le tue mucche. Dunque, dal latte delle mucche so che trasformate anche dei facciamo prodotti. formaggio, fioretta, ricotta. Allora, spiegaci bene che formaggi fate. Noi facciamo dei formaggi freschi, dei formaggi stagionati. Quindi la fioretta, io so che ci sono anche i gnocchi, gli gnocchi con con fioretta. tipico qui Alle proprio Parese, tipico nostro. di Recoaro. E poi? Facciamo la ricotta, dei formaggi arborinati, con il peperoncino, con l'erba cipollina, con varie spezie. E formaggio fresco e formaggio stagionato. Quindi siete qui tutto l'anno con le vostre vacche. E bestie, trasformiamo il latte delle mucche in formaggi e derivati. E fate anche salumi, vero? Sì, facciamo anche i salumi. Che tipo di salumi fate? Soppresse, cotechini e salsicce, soppressa tipica vicentina. Cioè le mungete qua tutti i giorni? Sì. Tu Mattina da e solo? sera. Sì, io e il suocero mi danno una mano. Ah, c'è anche, e a Marta. meno male. Sì. Insomma, un lavoro di squadra, Sì, ecco, sì. possiamo dire così. E sono pronte per andare al pascolo? Sì, adesso manca? appena la stagione ci permette, lasciamo andare, a seconda come va la stagione, no? Appena va via, che comincia a venire verde i prati, scioglie la neve, viene verde i prati, mandiamo fuori. Allora, questo è un posto meraviglioso, tra l'altro qui fuori c'è una vista, direi mozzafiato, per cui sicuramente vivere qua deve essere bello. Sì. Però fare questo mestiere qui, in questo posto, immagino che abbia delle difficoltà. Quali? Sì, poi l'inverno è un po' difficile, diciamo, per la neve, il freddo. Insomma, la tua è stata un po' una scelta di vita. Sì, Tra l'altro tu non sì. sei originario, mi No, diceva no. Paolo proprio qui di No. di dove sei? Di Valdagno. Di Valdagno. E che cosa? Sei venuto qui per amore? Sì. Ecco, sì. ok, per amore. E ti sei innamorato anche un po' di questo mestiere, Sì. mi sembra di capire. Un bel lavoro, ti mette a contatto con la natura, ti dà anche delle belle soddisfazioni a livello di lavoro, ti mette a contatto con la gente. Ecco, esatto, parliamo anche delle cose belle, Sì. giusto? Di più il contatto con la gente, la soddisfazione di produrre un prodotto tuo, la gente è un prodotto tuo che fai tu, no? E qui è la soddisfazione Più grande, maggiore, sì, più grande. che si ha. E lasciare le vacche qui al pascolo, cioè come funziona? Spiegami. Noi avevamo dei recinti, d'estate, quando che la stagione ci permette, li lasciamo fuori, loro sono liberi di girare per i pascoli, mangiare, li riportiamo dentro la mattina, li mungiamo, poi li mandiamo fuori e li portiamo dentro la sera, sempre per la mungitura. Loro stanno fuori fino a settembre, ottobre, primi novembre, a seconda come ci lascia la stagione, e vengono adesso liberate adesso nella stagione di maggio circa. Di maggio. Mese più, mese meno, circa 15 giorni, a seconda come va la stagione. Mangiano sempre erba verde, sono liberi di girare in tutta questa zona. Sono libere di pascolare dappertutto? Ci sono dei recinti perché non possono entrare sulla strada. Capisci? Ora facciamo dei recinti, abbiamo un recinto qua, uno qua sotto e uno là in cima. E li portiamo, li alterniamo proprio perché non devono andare in strada per il problema di viabilità. Alcuni proprietari non ti lasciano pascolare per motivi particolari che hanno loro. E quindi insomma immagino Sì, che questa sia un è una ostacolo per difficoltà. chi Sì, vuole sì. fare questo lavoro, Sì, perché che è già difficile di per sé. Avere una stalla qui Sì. in montagna, conosciamo le difficoltà, però capiamo anche quanto sia importante non abbandonare questo territorio, non lasciarlo abbandonato a se stesso. Avere qui una stalla, avere delle vacche che pascolano, significa anche tenere un territorio manutentato, che non frana. Pulito.
pulito, che non frana, perché anche questo è importante da sottolineare. Insomma, comunque tornassi indietro lo rifaresti. Sì, sì. Lo rifaresti. Sì, sì. Allora, io ringrazio tantissimo Christian, grazie a a Paolo. Adesso la linea torna alla regia, però noi restiamo ancora qui a Recoaro 1000 per